libertà. Tutti insieme con un solo cuor, tutti insieme una sola nazione, senza un cor conservemo il leon, non saremo mai vinti con sui fondamenti del nuovo domani. Viva, 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 libertà, sempre, sempre, sempre libertà. Grazie a tutti. Dichiaro aperta la prima convention nazionale dei padri dirigenti della Repubblica Veneta, che si sta formando e che oggi si ritrova a 9 giorni dalla dichiarazione di indipendenza della Repubblica Veneta per la condivisione della strategia e per l'inizio del percorso verso la strutturazione delle nostre istituzioni e della nostra vita pubblica. In teoria dovremmo essere molto bene, invece vedo che sta come sempre una crescita superiore alle attese. Allora, oggi parleremo del percorso verso l'Assemblea Costituente, di organizzazione, dell'azione politica che condurremo nel territorio per realizzare questi obiettivi, di quelle che saranno le fasi di attività della nostra strategia. Parleremo del libro bianco della Repubblica Veneta, scopriremo cosa cos'è. Parleremo del Conversazione Nazionale Veneta, scopriremo cosa cos'è. Questo è il punto che gli organi di informazione stanno aspettando: esenzione fiscale totale e ovviamente di strategia. Allora, inizio a fare un po' il punto della situazione e dopo invece entreremo con i vari interventi e con la partecipazione di tutti. Avevo definito, scusate il termine in inglese, ma dato che abbiamo una comunicazione globale, l'abbiamo usato anche noi, la roadmap verso l'Assemblea Costituente dell'Indipendenza Veneta, il percorso tracciato verso l'Assemblea Costituente. Abbiamo identificato 4 fasi. La prima, che è già stata decretata dalla delegazione di 10, che è il primo organo che si è insediato della Repubblica Veneta, che si è insediato nella sua prima riunione lunedì scorso, e con il decreto di esenzione fiscale totale, che dice una roba banale, semplice, anche se ovviamente gli organi di informazione magari qualcuno si scandalizza, ma dice una cosa semplicissima: pretendere tasse da parte di un governo straniero, oltre che immorale, è del tutto illegittimo, per cui in questo senso abbiamo decretato l'esenzione fiscale totale per i cittadini veneti in questa fase di transizione, che li esenta i cittadini, esenta le imprese del Veneto dal pagare le tasse allo Stato italiano in virtù della sovranità, della volontà della sovranità popolare emersa dalle urne. Abbiamo anche introdotto un piano operativo, perché siamo ben consapevoli della fame, della voracità famelica del mostro, che ovviamente da bravo parassita vuole a tutti i costi comunque appropriarsi di ciò che è nostro, e quindi ovviamente ci sarà un piano operativo che andremo a vedere per attuare l'obiezione fiscale. La seconda fase sarà la fiscalità veneta. Ovviamente nel momento in cui saremo pronti con le nostre strutture cominceremo ad applicare
le tasse della Repubblica Veneta, che saranno eque, perché chiaramente la prima condizione per poter essere liberi è quello di poter possedere le nostre risorse, poter usufruire delle nostre risorse, cosa che oggi non sta avvenendo. A quel punto inizia l'erogazione dei servizi della Repubblica Veneta e il controllo del territorio, chiaramente. L'ultima fase è l'Assemblea Costituente, perché a quel punto la Repubblica Veneta diventa in grado di reggersi sui due pilastri fondamentali che reggono qualsiasi Stato indipendente, che sono la parte finanziaria, la fiscalità, e la parte di servizi di controllo del territorio. Questo è un piano che secondo le nostre previsioni si attua in qualche mese. Se siamo bravi questi mesi sono pochi, se siamo meno bravi questi mesi sono qualcosa di più, però se uno vuole avere un orizzonte temporale può essere dai 4 ai 6 mesi. Parleremo poi di quella che sarà l'azione politica che metteremo in pratica, perché ci siamo, come dire, riposati una settimana. Abbiamo fatto un lavoro straordinario nel corso di questo mese, qualcosa che ha sorpreso il mondo e ha sorpreso anche i nostri aguzzini, che hanno avuto un brutto risveglio e ancora devono capire, metabolizzare, che devono preparare il loro curriculum per cominciare a lavorare e non vivere più sfruttando il nostro lavoro. Gli lasceremo ancora un po' di tempo per scrivere, perché magari hanno perso l'abitudine, non l'hanno mai fatto a scrivere un curriculum e a mettersi nell'ordine delle idee che per vivere bisogna lavorare. E quindi adesso noi partiremo con un'azione politica a tutto tondo, perché non vorrei che dopo tanto riposo ci rilassassimo e perdessimo il gusto di esercitare la nostra indipendenza politica. Adesso viene il bello, cioè adesso noi altri abbiamo dichiarato l'indipendenza e adesso la mettiamo in pratica sul territorio, e quindi comincia la vera e propria attività. Il primo punto è quello delle tasse. Dovremo raccogliere le adesioni, le preadesioni, in particolar modo del primo polmone operativo, la parte più importante della nostra Repubblica dal punto di vista economico, le adesioni degli imprenditori per aderire al programma di esenzione fiscale. Cosa vuol dire? Vuol dire questo: noi altri dovremo smetterla di pagare le tasse allo Stato italiano. Dovremo smetterla da subito e dovremo smetterla in grande numero, in grande quantità. Perché? Dobbiamo costruire una massa critica di imprenditori, dei cittadini, che contemporaneamente, assieme, interrompe il flusso di schiavitù. In quel modo, se noi altri siamo popolo e lo attuiamo, e le premesse che siamo tutte, perché siamo tanti, cominciamo a essere tanti, qua dentro gli imprenditori siamo tanti, nel momento stesso in cui tutti assieme, alla prima scadenza fiscale utile, in cui avremo raggiunto questa massa critica, diciamo stop, basta, e non paghiamo più tutti assieme le tasse, a quel punto ovviamente abbiamo già vinto, ma abbiamo vinto anche in termini fattivi, pratici e soprattutto di libertà economica. Perché abbiamo vinto? Per 2 ragioni, anzi per più di 2 ragioni. Prima di tutto mentali. Se abbiamo affrancato il primo sforzo, il primo atto di indipendenza e di affermazione della nostra voglia di vivere, della nostra voglia di essere veneti, della nostra identità, l'abbiamo fatto col voto, con l'impegno per organizzare il referendum, con una sollevazione anche popolare importante, perché non si può nascondersi che sale come questa 2 o 3 settimane fa non eravamo mai in Piedi, la Piazza dei Signori non eravamo mai in Piedi 2 o 3 settimane fa, e questo questa grande sorpresa
in tutto il mondo che ne osservava, il mondo politico in particolare, che sa bene che nessuno è in grado di fare queste operazioni in un così breve lasso di tempo. Ma come che cosa scritto, che abbiamo a un certo punto accesi i fari. Mi uso spesso questa metafora, che aveva presente Tazio Nuvolari. Tazio Nuvolari c'era un pilota invincibile. Quello che c'era il pomeriggio in queste lunghe corse automobilistiche dell'epoca, non c'era nelle prime posizioni Tazio Nuvolari, c'era a metà gruppo. Come arrivava scuro, tutti viaggiavano con i fari accesi e nessuno ne vedeva più Tazio Nuvolari. Alle prime luci dell'alba, con grande sorpresa di tutti, Tazio Nuvolari era davanti. Di notte aveva corso coi fari spenti. Noi altri adesso ci arriva le prime luci dell'alba e tutti si è reso conto che siamo andati avanti e che stiamo guidando e individuando, tracciando il percorso per il Veneto, per la Repubblica Veneta dell'oggi e del prossimo futuro. Siamo là tutti insieme, la nuova classe dirigente che si è emersa e che ha polverizzato, distrutto la classe dirigente asservita alla partitocrazia italiana, che è morta. Allora, quando noi saremo un numero enorme, faremo il secondo passo, dopo aver acceso i fari, dopo aver reso chiaro a tutti che siamo là davanti e che ci dovremo alzare in piedi a dichiarare la nostra indipendenza. A quel punto, quando tutti assieme smetteremo il flusso di schiavitù economica, come che abbiamo fatto 9 giorni fa dichiarando l'indipendenza, a quel punto anche sia mentalmente, sia operativamente, sia economicamente saremo indipendenti. E il resto sarà un gioco dei ragazzi. Per farlo, ovviamente, dobbiamo strutturarsi, già che dobbiamo cominciare a farlo. I seggi, c'è stato un primo esempio di organizzazione, adesso dobbiamo dare una visibilità e anche un aspetto di informazione per i cittadini che ne possa riconoscere nel territorio. Dobbiamo aprire quindi gli uffici pubblici delle comunità che si federa e costituisce la Repubblica Federale Veneta, e questi se i primi nuclei, i primi punti di presenza nel territorio, che farà sì che i cittadini vedano concretamente la Repubblica agire, ne riconoscano. Useremo ovviamente come sempre internet per farlo, per dare visibilità, perché questa è stata la scommessa e lo strumento che ne ha permesso di vincere la prima battaglia. E quindi tutte le persone, così come a suo tempo che avevamo organizzato i seggi, si metterà a disposizione per aprire degli uffici pubblici della Repubblica Veneta con degli orari di apertura e dei punti di riferimento per essere contattati. Spero che tutti nel proprio comune, nella propria area, aderisca da subito a questo appello. Questo è importante. Ovviamente gli uffici pubblici, i primi che farà questa azione di anagrafe e censimento delle attività produttive, delle imprese, ma anche dei cittadini, per raccogliere quella adesione al piano di obiezione fiscale, per velocizzare la sua attuazione nel tempo più rapido possibile, alla prima scadenza fiscale utile. Un'altra azione politica che mettiamo in piedi è evidente. Allora, questo sistema, questo Stato, questo mostro, questo burosauro che ormai sta rampolando, che corrisponde a questo Stato italiano che ormai è defunto e sopravvive a se stesso, si tiene in piedi sfruttando il monopolio informativo attraverso un sistema molto complesso che Freedom House, una delle organizzazioni principali di censimento dei sistemi informativi del mondo, ha definito come unico sistema informativo non libero del mondo occidentale.
non mi ricordo la posizione, era quest'anno, era l'83esimo l'anno scorso, più o meno, sempre sta in quelle posizioni di entropia. Sì, molto dietro rispetto a diversi sistemi africani. Il problema del sistema informativo italiano che utilizza anche competenze, lì qua sono contento di avere molti giornalisti che ringraziano la sua presenza, persone brave e capaci, e che però viene sfruttare dai dirigenti dei sistemi informativi, degli organi di informazione, per creare una terribile disinformazione. E questo è stato il primo esempio della reazione dello Stato italiano, perché per 2 o 3 giorni ha subito uno shock inaspettato, diciamoci la verità, non aveva affermato tutti, ma lo avevamo visto con i nostri occhi, lo Stato italiano non sapeva di cosa stava avvenendo in Veneto perché avevamo i fari spenti ed è rimasto scioccato. Mi sono stati raccontati episodi incredibili, altri non li so, ma insomma mi immagino che certi Caregotti che abbia avuto dei movimenti sussultori, ondulatori terribili. E dopo che sti Caregotti cominciano a smuoversi, ovviamente come Gary e Gio, per 2 o 3 giorni non c'è stato niente da fare, l'onda era così forte nostra che abbiamo coperto qualsiasi tipo di reazione, che già non sono gli altri sui mezzi di informazione, perché ne parlava il mondo e a un certo punto si abbiamo imposta l'attenzione, il si è organizzato e ha cominciato a mettere in moto la classica macchina del fango che abbiamo visto in questi giorni, però gli ha fatto male i conti, perché forse mica capivo che è una classe dirigente preparata, capace e competente e se vogliamo anche non del tutto ingenua come lo Stato italiano pensa, e quindi sfruttando la loro energia come nelle arti marziali, no, orientali, che avevano rivoltato contro. Avevamo usato quel fango che ne usavo, avevamo parato e avevamo sparare in faccia a loro. E le balle clamorose a chi ha scritto oggi ovviamente è che si ritorce contro, perché c'è venuto fuori quella che è la realtà. Però è chiaro che dobbiamo difendersi, e qua parte un'azione consumeristica cosiddetta per il diritto di informazione. Il consumerismo è una tecnica di difesa dei diritti dei consumatori che cacciapapiere negli Stati Uniti. C'era un candidato indipendente degli Stati Uniti d'America qualche anno fa, Ralph Nader, che l'aveva teorizzata e messa in pratica, e che c'era arrivato al punto anche di far ritirare per esempio dei modelli di automobili alle case automobilistiche, mettendo in piedi un'azione di informazione e di reazione da parte dei cittadini e dei consumatori. Noi anche lo faremo. Mi ero battezzata, scusate se uso questi termini, rivoluzione semiologica. C'è un sindaco, adesso non mi ricordo di quale città, non so se sia di Rio de Janeiro, comunque del Sud America, che da 1 anno o più che non esce di casa. Questo sindaco di Brasile, questo sindaco cosa succede? Succede che i cittadini si sono organizzati e praticamente ha stretto un cordone intorno a casa sua e si dà il turno, e attorno a casa di questo sindaco, che non è molto amabile sui cittadini, gli ha creato un cordone di 100, 200, 300 persone che si sempre attivo, e sempre diverse queste 100, 200, 300 persone. Fatto sta che questo sindaco, che non vuole guardare, ma è 1 anno che non esce di casa. E noi altri metteremo in atto azioni di questo genere, sofisticate, moderne, evolute, perché avevamo comunque la capacità di farlo e la volontà, e avevamo anche la tecnologia per metterlo in piedi. Il primo che abbiamo scelto è stato un quotidiano che si è esposto in modo vergognoso contro di noi altri, e che è il Corriere del Veneto. Finché il direttore del Corriere del Veneto non si dimette, io credo e mi auguro che nessuno di noi altri compri più alcuna copia del Corriere del Veneto.
figureremo ovunque. Mi dispiace con degli amici che lavorano al Corriere del Veneto. Quando che cambierà il direttore sono sicuro che poi diventerà loro il direttore, comunque riprenderemo a comprare il Corriere del Veneto. Ma oggi volevo dimostrare, pur sapendo che comunque questi giornali si regge sui sussidi di Stato, però là entra la fase 2, quando che non paghiamo più le tasse, allora completiamo l'opera. Allora, questo è importante. Altra azione, ovviamente, noi altri stessi, che finora abbiamo aderito con entusiasmo in modo spontaneo, dobbiamo organizzarsi, attivarsi e diffondere la nostra rete. Noi altri siamo un esercito moderno, un esercito digitale. Qualcuno che ha scritto l'esercito elettronico della Repubblica Veneta. Bellissima la frase, non so neanche come realizzare. E lo ringrazio. Siete qua, c'è la Serbiera che voglio anche sapere qualche. Grazie, complimenti. E se non sbaglio, un amico veneto che tra l'altro è di origine siriana, per cui questa è la grandezza della Repubblica Veneta. Così come il nostro Dritan Kami, che voglio sempre ringraziare, che sei di origine albanese. Dove sei Dritan? Il direttore scientifico del Libro Bianco, il nostro Paolo Luca Bernardini, che se genovese come blocca. Questa è la portata della rivoluzione digitale che abbiamo innescato e che ha una caratteristica fondamentale: non può essere fermata dal mostro, dal peggior inferno fiscale del mondo, perché i inferiori culturalmente, geneticamente, i inferiori, i stupidi, è un mostro dal punto di vista della violenza, perché teniamo presente, qui questo ho capito una volta, che una delle tante volte che mi chiama all'interno delle diciamo, per domandarmi informazioni, per interrogarmi, per fare soppressione all'interno delle forze di sicurezza, dove ho visto una foto, vediamo se mi ricordo la data, 2004, 152esimo anniversario già della Polizia di Stato. Ho fatto, ma come? 2004, 152 vuol dire che 9 anni prima che i fascisti sono stati italiani invece la Polizia di Stato italiana. Mi viene da ridere quando mi faceva certi riferimenti ai ragazzi che aveva magari anche forse con qualche ingenuità, ma sicuramente anche con tanto entusiasmo fatto la Polizia Veneta. Io cercare di fare quello che aveva fatto l'Italia a suo tempo, no? E anche i carabinieri, mi pare che quest'anno i festeggi il 200° anniversario, però voglio dire, lo Stato italiano in modo, se vogliamo, illegittimo, che ha creato le sue forze di polizia ben prima di essere legittimato a farlo. E allora figurarsi noi altri che se sappiamo in anticipo solo 2 o 3 mesi, 4 mesi, se non avevamo tutte le ragioni della storia, del diritto e della cultura della nostra patria. Quindi raccolta delle adesioni volontarie, chi che ancora non ha compilato il modulo lo compila, che c'è Monica Marton, instancabile Monica Marton, che lo sta distribuendo. E ovviamente, essendo classe dirigente, dovevo anche dimostrare il nostro valore, lo abbiamo finora dimostrato in modo privatistico oppure in modo a volte purtroppo servile, magari non sempre in modo consapevole per lo Stato italiano. Adesso le migliori
teste, le migliori culture, le migliori skill degli inglesi deve attivarsi per realizzare il libro bianco, di cui parleremo dopo, ma più in generale per realizzare il patrimonio intellettuale comune che fortificherà la Repubblica Veneta, e quindi serve che le persone competenti si mettano a disposizione nei suoi ambiti, nelle sue volontà, nelle sue migliori caratteristiche a livello tecnico per le variabili competenze. Un aspetto secondario, perché non voglio perdere dei punti, e quindi ho messo qua, penso anche se ha un valore minore, ma se ha un valore importante in termini di comunicazione. Con la dichiarazione di indipendenza e con tutto quello che sta seguendo in questi giorni, dobbiamo realizzare un patrimonio di comunicazione enorme. La rete Facebook, i social network sono fantastici dal punto di vista così della comunicazione estemporanea, immediata, però noi siamo adatti per una conservazione di quello che abbiamo creato. E allora domando a tutte le persone che hanno fatto foto, che hanno fatto video, di metterli a disposizione per raccogliere e realizzare anche degli strumenti di comunicazione da diffondere su dei supporti multimediali, DVD o altro, per cui non lasciamo passare troppo tempo, raccogliete tutte le vostre foto e mettete a disposizione, dopo vedremo le istruzioni su dove caricarle, eccetera, per creare un grande database anche di comunicazione multimediale della Repubblica Veneta. Questo riguarda anche gli articoli di stampa, ovviamente, e i servizi televisivi, perché una volta riuscimmo a fare le rassegne stampa, oggi il volume è tale che non solo non riusciamo a fare le rassegne stampa, non riusciamo neanche a rispondere al telefono ai giornalisti. Ieri ho perso 15-20 telefonate tra ANSA, RAI e altri che non sono riusciti fisicamente a trattare. Formazione. Una delle caratteristiche, per chi che ne conosce da anni, è questa: noi abbiamo sempre puntato sulla formazione tecnica, specialistica, e adesso la potenzieremo sotto i vari aspetti ovviamente formativi. Quindi i volontari vengono supportati da un piano di formazione fatto da professionisti e che ne permetterà di diventare sempre più abili, capaci, forti, consapevoli. Eventi, come dicevo prima, se dobbiamo fermare per qualche giorno anche per riposare, ma adesso dobbiamo ripartire con la nostra macchina organizzativa per realizzare eventi, fondamentalmente che saranno due tipologie di eventi. Gli eventi, come dire, locali, e qua ognuno faccia e si dà da fare, perché cominceremo, penso, anche ad assimilare ognuno le competenze, le conoscenze per gestire delle serate localmente, e dopo ovviamente i grandi eventi nazionali su cui la nostra Selena Veronese è la instancabile responsabile dell'università. E qua entriamo nel merito. Scusate se faccio questo discorso, ma bisogna fare un po' di ordine. La Repubblica Veneta oggi di fatto c'è la delegazione dei 10 e siamo tutti noi altri, la delegazione dei 10 che abbiamo loro, però bisogna cominciare a strutturarsi con le prime fasi, ovviamente, che andremo a mettere in pratica. Eccoli qua. Allora, cosa che avevo? Che avevo tutta una serie di squadre che si stanno mettendo in gioco, i vari divisi in due parti, che sono una parte dei contenuti e una parte di azione. Sulla parte di contenuti alcune cose che già abbiamo visto, sulla parte di azione degli aspetti di cui non parleremo in questa sede più di tanto, solo per alcuni aspetti, perché saranno trattati ovviamente in modalità riservate, essendo altamente strategici. La parte di contenuti è ovviamente iniziando dal libro bianco, cioè dobbiamo comunicare al mondo e dobbiamo anche in un qualche modo elaborare, strutturare il funzionamento della Repubblica Veneta
per molti aspetti è già stato fatto. Chi che ha avuto modo da leggere le ragioni dell'indipendenza che assieme ad altri nel corso di questi anni, a partire dal 2007, che ho pubblicato quasi annualmente, gasava una traccia, però adesso bisogna fare questo con un criterio scientifico e attingendo alle migliori competenze e conoscenze e alla cultura che noi altri venti abbiamo sempre dimostrato nel mondo e stiamo dimostrando tuttora. Direttore scientifico Paolo Luca Bernardini, come dicevo. Il Cancani lo coadiuva dal punto di vista gestionale per aiutarlo nella gestione delle risorse, perché il libro bianco, magari potremo anticiparlo, si compone di 16 argomenti che sono gli argomenti che ripanano la vita pubblica della Repubblica Veneta, classici, dopo magari anche verranno illustrati, e nell'aiuto di Paolo Luca Bernardini c'è appunto David Cancani che lo aiuta nella gestione e c'è Giovanni Dalla Valle, il nostro ambasciatore, che aiuta dal punto di vista delle relazioni esterne e dal punto di vista anche del recruiting, dell'individuazione delle competenze. Per ognuno degli argomenti che sono stati identificati, che poi illustrerete, ci sono 10 esperti e c'è un approccio comunque scientifico, come è nostra tradizione veneta. Ovviamente cultura, storia e identità, e qua mi onoro di avere Franco Rocchetta, il papà di tutti gli altri, che spero che sia contento. Giuristi, ovviamente, i codici e tutto quello che ne consegue. Prima forse l'avevo visto, adesso non so che l'avvocato Andrea Arman, e non c'è, comunque che in questi giorni c'era, adesso sarà andato a fare, penso, anche un po' delle attività che mi piace, che conoscevo non tutti questa cosa, però mi piace molto la natura. Allora, diplomazia, Giovanni Dalla Valle, che è la persona conciliazione, c'è sempre l'avvocato Arman che in qualche modo si mette a disposizione. Mi sto dimenticando altri nomi, vi domando scusa, dopo magari li presenterà le persone. Mi darà un primo excursus. E conversazione nazionale veneta, e sempre con Giovanni Dalla Valle, ma anche e soprattutto con gli uffici pubblici della Repubblica Veneta. E dopo altri aspetti, come vi dicevo, che comunque li andremo a vedere: sicurezza, Manuel Carraro dal punto di vista della sicurezza generale, e ovviamente nell'ambito della sicurezza informatica Alessandro Giacomella. Front office non la c'è qua perché noi altri venti che abbiamo una caratteristica la vorremo, ed è Silvia Gandini, che comunicazione e intelligence al momento. Andrea Armani dice se missione diplomatica oltre comunicazione e intelligence al momento sotto, così come l'ufficio politico, anzi no, l'ufficio politico pardon, è Gianfranco Favaro, forse non avevo ancora detto. Comunicazione e intelligence sotto la mia supervisione, come in generale un po' tutte le organizzazioni in questa fase di partenza per evitare problemi. Operazioni speciali, Raffaele Serafini. Grandi eventi, come detto prima, Selena Veronese.
e fundraising ne diversi responsabili, c'è Narciso Durigon, Cristiano Zanin, Gianluca Panto e Massimo Tanta, non so se li ho visti tutti, però insomma in realtà sarà in realtà Veneto Business che si potenzierà da questo punto per il fundraising. Allora, qua entro nel merito e nella spiegazione delle cose che ho anticipato, dopo le vedremo, nella parte più politica. Allora, Repubblica Veneta, se è quello che stiamo costruendo, stiamo fortificando e che abbiamo parlato fino ad ora, dopo ne parleremo ancora, ma se è chiaro, però la strategia che abbiamo individuato per essere, come dire, più veloci e più efficaci nel raggiungimento del nostro obiettivo si compone di 3 fasi, come dicevo. Strutturazione della Repubblica Veneta, esercizio fattivo dell'indipendenza. Contemporaneamente stiamo aiutando le regioni italiane a seguire il nostro percorso, espandiamo la rivoluzione digitale. È una pandemia contro la quale non esistono vaccini e antidoti da parte dello Stato italiano. Oggi in un'intervista che è stata pubblicata sul giornale di 2 pagine, non avrei mai pensato di fare 2 pagine di giornale sinceramente fino a qualche tempo fa, spiegavo una cosa. Mi piaceva, ero un grande lettore di Igor Montanelli, avevo tutte le copie del giornale quando era direttore, della Voce quando era passato alla Voce, ha fondato la Voce, e lui diceva una cosa, che lo Stato italiano era morto, ma c'era un problema tecnico, non era mai apparso, nessuno aveva mai risposto alla richiesta aveva mai fornito il curriculum e non si trovava il Pechino, o fossimo noi altri. Allora la rivoluzione digitale è questo, è la propagazione di quello che stiamo facendo in Veneto nelle altre regioni. Ieri una nostra delegazione era in Sicilia per aiutare gli amici siciliani a indire il referendum per l'indipendenza della Sicilia. Sabato prossimo sarò a Cagliari per aiutare gli amici sardi a indire il referendum di indipendenza della Sardegna. Credo che forse Miguelito dopo sarà presenti, non lo so, mi anticipare gli amici friulani anche qua oggi, e li aiuteremo a fare il referendum per l'indipendenza del Friuli. Miguelito che forse sarà anche rappresentanti del territorio libero di Trieste, che dopo inviteremo sempre, non so se è effettivamente presenti oppure si dà solo la presenza, anche loro per fare un referendum di indipendenza della propria terra, ma partirà tutte le regioni a farlo, ovviamente la Lombardia, qua vicino agli altri, la Liguria e altre che ne ha contattato in questi giorni. Terza fase, questa è la più delicata, però che sia un aspetto noi stiamo attaccando, però attenzione che ne serve anche la difesa, che è una questione proprio di strategia. Allora, perché il più grande pericolo, l'unico pericolo che abbiamo è in noi, è nel Veneto. Penso che tutti siano consapevoli di una cosa, che noi abbiamo fatto emergere con una chiarezza incredibile. In Scozia, il 18 settembre 2014, si è indetto il referendum per l'indipendenza della Scozia. In Catalogna, il 9 novembre 2014, è indetto il referendum per la loro indipendenza, per l'indipendenza della Catalogna. Modalità diverse, fasi diverse, situazioni diverse, ma caratteristiche comuni. Scozia e Catalogna hanno una classe dirigente politica che vuole l'indipendenza, la persegue e hanno una strategia operativa per raggiungere quell'obiettivo. Il Veneto, che ha dimostrato di avere la più alta volontà di indipendenza di tutta Europa, fino ad oggi è rimasto schiavo dell'Italia per
per unica, esclusiva responsabilità di una classe dirigente che ci ha tradito. Per capire che il nostro problema non sono i nemici, quelli che dobbiamo dimostrare di saperli affrontare, di saperli sconfiggere, perché siamo superiori. Il nostro problema sono quelli che si definiscono amici. E noi altri non vedremo tregua, le spalle se le dovremo difendere. Per cui è necessario creare una struttura politica che sarà separata dal plebiscito.eu, esterna, ma che ha il compito preciso di difenderle le spalle. E questa attuerà ogni attività politica, anche tradizionale, che servirà per difendere l'indipendenza. Questa sarà anche la struttura politica che comincerà a far partire il dibattito politico anche nella Repubblica Veneta quando ci sarà elezioni politiche, le prime elezioni politiche della Repubblica Veneta federale, libera, indipendente e sovrana. Grazie. A tutti grazie. Grazie per essere qua. Da oggi sono comunista. Da un po' bando alle paure, bando alle ritrosie, determinazione, consapevolezza di quello che siamo, di quello che dobbiamo dimostrare, capacità, forza e un unico corpo forte, determinato, capace, che sta mettendo i mattoni, che ha fatto i primi scalini, sta mettendo i mattoni e sta costruendo una risorta Repubblica Veneta. Grazie.